Dolomiti che è la parola chiave perché è un po' conosciuta da tutti, no? E quindi è giusto che sia messa in rilievo e che sia abbinata alla provincia. La provincia di Belluno potrebbe cambiare nome. L'iniziativa è stata rispolverata dopo 13 anni dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che sulla falsariga di altri enti come Confindustria e Camera di Commercio vorrebbe trasformare la nomenclatura dell'ente provincia in provincia di Belluno Dolomiti, idea che ha già raccolto il parere favorevole del presidente Padrin. Abbiamo chiesto dunque ai bellunesi di esprimerci la loro opinione. Può essere utile per diciamo, dare più un'identità anche alla popolazione bellunese, per dare anche più importanza al patrimonio appunto delle Dolomiti. Io non ho niente in contrario, anzi sarebbe bello. No, io resterei Belluno e basta. Secondo me può essere utile perché le Dolomiti comunque rappresentano il nostro territorio, l'essenza, la montagna. Il nostro territorio dovrebbe vivere di montagna. Non vedo esattamente, se non fosse per un discorso economico, il motivo di cambiare. Per il fatto della pubblicità, senz'altro. Poi sai, io a una certa età sono un po' affezionata alle cose tradizionali, però non la trovo una cosa negativa. Sì, sarebbe anche ora di riuscire un po' a identificarci, visto che siamo sempre né di qua né di là. Non penso che sia una cosa utilissima. Belluno è Belluno, secondo me se rimane Belluno è meglio. Iniziativa che già dalla sua prima proposta era stata molto discussa e che aveva fatto sorgere alcuni malumori tra le province confinanti. Se io fossi un trentino, un bolzanino o un friulano, sicuramente potrei lamentarmi, perché sembrerebbe che loro non ce l'abbiano. Mi chiedo, anche se le altre province chiamassero il nome, cosa ne penserebbe la gente, insomma.